Questa è una scena bruciata dal sole ed anche la protagonista di questa scena è stata bruciata dal sole. Non lo fai, ma abbandona, come faccio senza te? Non paghi sto dolore, dai sempre su a te. Si tornata primavera, ma che si tornata. Inform passengers that, from April 10th, full upgrade works in the station of Napoli Piazza Gari. Okay. Niente festa per Nicandro, in ritardo con la Carrara, che a lui inesperto costa più fatica e più tempo che agli altri. Niente festa per Nicandro, in ritardo con la Carrara, che a lui inesperto costa più fatica e più tempo che agli altri.
Anche una rete con qualche anguilla qui rappresenta un bottino per cui vale la pena di correre dei rischi. I ladri vengono da un altro paese, convinti di trovare le reti incustodite. Ciariello mio, o ce la dai uno di fatti? Buona giornata, compare Laurenzi. Buona giornata, compare Nicanta. Compare Laurenzi, ma sono pronto e sta qui. O tempo che stai che st'albero e faccia scino un stuzzicatino. Ah, grazie, grazie. Compare Nicanta, ma avessi visto compare Matteo? Non mi parlate, compare Matteo. La giaccidera. Chilometro e mezzo e è statista che si è rubato il provolone. Poi se ne è fiuto a città. E mo sta vendendo a 30 euro lo chilo, avete capito? Compare Laurenzi, se ne va fuggendo, compare Matteo. Sta vendendo il provolone nostro a 30 euro lo chilo in da città. Permettete, vado a mangiare. Yati. I pescatori dei trabucchi guardano come nemici i pescherecci che arano con le reti a strascico i bassi fondali. Calate le reti a mezz'aria, incomincia l'attesa. Un'attesa lunga, a volte di intere giornate. Aspettano che il maestrale si levi. L'acqua si increspa, il maestrale si è alzato. Cefalo femmina è il richiamo meglio indicato. Secoli di esperienza consigliano di seguire questa regola. Si sconsiglia la visione del film ai cretini non accompagnati da un altro cretino.
Si sconsiglia la visione del film ai cretini non accompagnati da un altro cretino. Si sconsiglia la visione del film ai cretini non accompagnati da un altro cretino. Io mi avrei riesco a trovare sul provolone. Ma non dico che un montagna sta un provolone troppo bello. Che lui non mi ci fa una parmigiana, c'è che meglio il provolone. Giovane, e caga è venuto il provolone. Il provolone sta a 30 euro al chilo. Ci fa una parmigiana innamorata mia. Ehi, Giovino, ma non da sto paese, sono proprio i farisei. E vedi se mi rispondono, fammi aprire la giacca a sto provolone. State buono, mi ha apprezzato, sai, tuo grande fratello, ha fatto un motoscafo blu, non è tornato giù. Shushu, ti chiamano Shushu, Manu papà sei tu, Manu papà sei tu. Shushu, tu sei come un rau, che non si porti più. Tu credi che sei bella, ma tu stai che non mi balla. Se tu scendi a sto cavallo, noi potremmo ragionare. Shushu, ti chiamano Shushu. Aiz. Cala, accosta, facci chi non dos. Non è vino né cognac, la salute della pucciacca. Non è vino? Ma se non vedi, ne è vino, ne è vino, la salute è tua. Ma voi siete l'amante della signora Geppino? E come è una signorina? A che mi fa facile di nuovo che cazzo sta? Allora perché tenete fiore in mano? Chi sti fiori? Sti fiori sono avvelenati. Avvelenati con il mio cuore mio. Ma voi siete l'amante della signora Giuseppino? Io? Sì, ma come va bene? A che mi fa facile di nuovo che cazzo sta? E perché tenete fiore in mano? Sti fiori sono avvelenati. Avvelenati con il mio cuore mio. Signorina, per regalo. Grazie.
Conducetemi dal detenuto Carmine Rutolo alla cella 17. Vuole confessarsi. Padre, senti che mi vuoi uccidere per prima morire. Ma cosa dici, figliolo? Qui nessuno ti farà del male. Senta attorno giovredde da morte, perché a me non te meno pietà. Acceretta no pizze 90, e per questo si va non so sazio, non so che contente, a una santa panata per me, a guadagnare una rindocemente. Ma quale Palermo? Questo è il prato catanese già, ragazzi. Ma in questo paese non ci sta nessuno. Sto paese è abbandonato pure da Maronna. Pure la mafia se ne è rifiutata a sto paese. Il caso un sindaco, io capola.
Si sconsiglia la visione del film ai cretini non accompagnati da un altro cretino. Si sconsiglia la visione del film ai cretini non accompagnati da un altro cretino. Oipa! Che vuoi? Oipa! Ma si può fare sto poche terra? Ci hanno messo tutto sto tempo per fare nettere. Quanto tempo ci vuole? Che la caccia vo, c'è vo. Sa da fa. Pa, i maggi scocciati fu zappatore. Me ne parte, di mano piglio treno, me ne vado fuori, giù fatto giù biglietto. Me ne vado fuori a faticare, papà. bought the cheapest beanies. Oh, sure, yeah. We got quite a bit of stuff though. Yeah. Where did you go to? Well, we were in Brussels for 21. No, it's super expensive. It's Yeah. very, very cheap. My whole ensemble is private. My t-shirt is actually amazing. I love I got lots of stuff when I go to the UK to visit her, and I come on holiday, and I end up just really confident as well. Oh yeah, you might have to do more shopping. Yeah, British clothes. It's pretty inexpensive. It's like for 21, but like casual. Are you guys hiking? Walking? I mean, hiking just sounds skin of that. I don't think so, because the button's not working to push it through. It's not a bad walk. First question. No, it'll be fine. It's like a true story. Well, it should be fine.
One guy on TripAdvisor said, well, one guy on TripAdvisor said, I'm fat and I'm off. The thing about this is it's not like a great advert, but then if I look at like the buildings and stuff on the railways in the UK, who's going to live closer to next to him? Questa grande rotta oceanica che collega Hong Kong con l'Australia, percorsa ogni giorno da decine di aerei da carico che fanno scalo a Port Moresby, il cargo cult ha quasi ovunque il suo tempio. Eccone uno, con l'altare innalzato a 3000 metri d'altezza. L'aereo civetta è al limite della pista, sull'altro limite la torre di controllo. Gli indigeni della tribù Rozo e Mekeo sono in attesa che qualche aeroplano attirato dal loro fantoccio di bambù scenda su questa pista. Per loro gli aerei vengono dal paradiso, glieli mandano gli antenati, ma i bianchi, ladri astuti, riescono a impadronirsene attirandoli nella grande trappola di Port Moresby. Costruisci anche te il tuo aeroporto, dice la dottrina del cargo cult, e aspetta con fiducia. Vedrai che prima o poi i tuoi antenati scopriranno l'inganno e guideranno gli aerei sulla tua pista. E allora sarai ricco e felice.
attendono immobili, scrutando il cielo. Non c'è altro mondo al di là di queste montagne. Quindi i grandi uccelli che ronzano lassù oltre le nuvole non possono venire che dal paradiso. Nel paradiso ci sono soltanto i loro morti. Quindi soltanto i loro morti possono averli costruiti. Gli spiriti dei morti non conoscono i bianchi. Quindi tutte quelle cose meravigliose che gli aerei trasportano, gli spiriti le mandano a loro. Hanno distrutto i villaggi, hanno abbandonato il lavoro, ma eccoli qui, ad attendere ancora con fede alle soglie del cielo. Attenzione, prego. Il comandante prega i signori passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza. Fra 10 minuti circa atterreremo all'aeroporto di Napoli. Il tempo è buono, la giornata ottima. Non vi sbagliate, una giornata nera. State in te mano mia per me salvare. O fedaino gli faccio perché. O frate mio carrozzere da sta. Mannate per piera di sta mascetta, cacciate a Mario di gran libertà, e sta innocente che stia verità, se non l'aereo certo son barrà.
Scene come queste sono oggi frequenti nel sud dell'Angola. Tra tanti sbagli e tante speranze è forse il principio della nuova convivenza. È accaduto ieri, si è saputo oggi. È accaduto ieri, si è saputo oggi. Versace non c'è rosa senza spina, Versace non c'è gioia senza dolore, ma come da sola per la mano, non sai da bene a te, felicità. È accaduto ieri, si è saputo oggi. Said Habibi, caramba. Buon compleanno, un bacione. Costruisci anche te il tuo aeroporto, dice la dottrina del cargo cult, e aspetta con fiducia. Vedrai che prima o poi i tuoi antenati scopriranno l'inganno e guideranno gli aerei sulla tua pista. E allora sarai ricco e felice. Grazie.
cose le moje, oj cose le moje, do was służyły wy meni, do was służyły wy meni, oj cose le moje, do was. Fratelli Gabbiani, vi devo fare un annuncio. Detto Rosalia che fra 100 anni il chinotto non esisterà più. E noi siamo gli ultimi fortunati che possiamo bere il chinotto. Ciao ragazzi, bevete chinotto e campate 100 anni. E non li fate. Sotto testardo, non m'arrendo, pochinotte me li dà. L'arancia danno, il chinotto sì, se tu vuoi così io ti do di sì. Questo calore senza un brillone come sa da fa. Tu gusti male ti fai geno pure ma tu vuoi calmare. L'arancia danno, il chinotto sì, e dopo al mare di tanuga notte ci sono dignette. Buonasera, compa Laureo. Siamo un po'. Ma te. Compa Laureo. Quando lo fa a mettere un crop? Qualche giorno richiesti. E che sono si rosa? E stessi rosa e quando non ci siamo l'erma. Ma allora è statissa che ha spaccato il cuore a moglie. Parole che sto spacca legna, che ha sempre faticato in coppia e in montagna. Un bar a te, ma già magno cuore. Saliva pa montagna al bagniorni con una passione bene dentro cuore, spaccava legna ma pensava amore, l'amore mio che m'aspettava sera. Spacca, spacca, spacca legna, che stia vita da montagna, tornava da fatica triste e stanca, a braccia aperte ma aspettava amore, sanguigna nelle vasi a che sapore, che suona mi suonava che le sere. Spacca, spacca, spacca legna, spacco cuore per da te, che non lo voglio maligno, non lo sai che ha fatto a te. Upate, non ci pensare, guardiamoci una poca televisione. Ma che facciamo con tutti i soldi che avevamo rucano?
non fanno chi è morto e film bu. Upate umunniu nost. Upate umunniu nost. Rosalea, ti faccio 10.000 cori. 10.000 cori non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi. Baciozzi. Uè, ma ci avrà puntato, ma ci avrà anche riccioni bianchi. Ma già Andrea Celeste. Ma già faccio, c'è di Celeste, ma se non da parte, c'è di Celeste, ma avrei anche riccioni bianchi stasera. Ma già avrà puntato. Ormai in sta città sono rimasta solo i morti. E sti morti oggi mi fanno compagnia a me. Che oggi ti porto pure a te, miei zii morti. Uè, Matteo. Uè, Nico. Sti rosa t'hanno condannato a morte.
si è sciaccato proprio, non sai o no? Io sento innamorato di me. Chi è che sta là? Furasti, aiutato. O regali 30 kg di provolone. 30 kg di provolone, e che già fa? Ricita mamma? Ma no, ci vado lo strunzo che mi regala il provolone. Ricita. Avvisate la moglie menata. Moglie menata, ok. Subito vado, però mi raccomando il provolone. Affumicate, raccomando. Aiutato. Scusate, ma è qua che passa l'M1B? Che passava una volta l'M1B, ma l'hanno spostata a Piazzale Tecce. E come si può buttare una corazzata in funno con un filo di seta? Laure, perché non accidi? Ci hanno provato un'altra volta.